Allora, ripartiamo da Roma, voglio parlare di IMU, IVA, URAS, diamo nel concreto, questa è l'ipotesi sul tavolo, di cui non so se si sta discutendo, certo però che c'è nervosismo PD-PDL, si rischia che per togliere completamente l'IMU si debba aumentare l'IVA. Allora, se non ho capito male, Fassina, il responsabile economico, ex responsabile economico, ora sottosegretario, dice modifichiamo l'IMU ed evitiamo l'IVA. Ci si può incontrare su questo? Lei cosa farebbe? Cioè io vorrei semplicemente raccontare un fatto. Dica. Tutti i progetti di legge, ivi compresi quelli che trattano la materia economica, in Parlamento hanno due relatori, uno del PD e uno del PDL. E gli articolati sono un insieme, 50% l'uno, 50% l'altro, delle promesse elettorali dell'una e dell'altra formazione politica. In questo modo non è gestibile, perché non essendo né carne né pesce il prodotto, non incide minimamente né sul piano degli investimenti e quindi della crescita, della sollecitazione dell'attività economica e neppure sul piano del contenimento della spesa e della riduzione, diciamo, del debito da parte dello Stato. Allora, stiamo parlando adesso di un provvedimento che è stato esaminato alcune settimane fa e l'IMU è stata, la cancellazione della rata dell'IMU è stata salutata come una grande conquista del governo Letta. Oggi hanno fatto meglio i conti? Non credo, li avevano già fatti prima. Aumentare l'IVA è un disastro perché colpisce i consumi e colpendo i consumi la domanda interna e quindi è uno strumento depressivo dell'economia. In più l'IMU, cioè l'IVA, ha avuto già una contrazione, cioè gli incassi tributari IVA sui consumi e nella relazione al Parlamento del Presidente Letta e del Ministro Saccomanni è crollata nell'ultimo anno ed è crollata già al 21%, se la portiamo al 22%, contrazione dei consumi fa ulteriormente crollare le entrate tributarie da consumo. Quindi bisogna intervenire con una politica economica ragionata, condivisa, articolata, come merita di avere questo Paese in crisi. Non può essere un litigio continuo tra PD e PDL su quale promessa elettorale meglio si deve sostenere, più si deve realizzare. Ecco il problema. Tra poco coinvolgo qui a Milano Castelli, poi torno a Roma. Rapidamente qualche aggiornamento proprio sul tema IVA dalla nostra Sara, vai. Sì Marco, sono praticamente intervenuti all'unisono i segretari delle diverse sigle sindacali, CGIL, CISL e UIL, che hanno detto se aumenta l'IVA è fondamentale tagliare le tasse sul lavoro e sulle pensioni. In qualche modo sì. Fra l'altro, breve inciso, i tempi sono abbastanza stretti, però il Castelli di questa sera è qui come uomo cittadino normale, imprenditore, che continua a fare il suo mestiere. E lei mi dice giustamente che, insomma, vista dal palazzo la vita è una cosa, vista da imprenditore si rende conto è tutta un'altra. Che è tutta un'altra. È un mea culpa, questo è un momento importante. Sì. Castelli dice, io sono stato in Parlamento per 20 anni, ma cosa abbiamo fatto? Devo fare un mea culpa, perché abbiamo complicato la vita inconsapevolmente. Abbiamo complicato la vita ai cittadini in maniera ormai insopportabile. Un po' è colpa dei cittadini, che i cittadini vogliono che i parlamentari facciano continuamente leggi. Io vi dico attenzione che in ogni legge ci sono dentro almeno 2 nuovi adempimenti da fare, quindi se io faccio 50 leggi faccio nuovi 100 adempimenti all'anno, se ne faccio 100 faccio nuovi 200. Bisogna mettere una norma in Costituzione che è proibito mettere nuovi adempimenti se non si tolgono quelli vecchi, altrimenti è diventato non si riesce più a lavorare, non si riesce assolutamente più a lavorare. Ma venendo all'IVA, voi avete per la campagna elettorale condiviso il percorso con il PDL, sì. Questo sembra essere una battaglia vinta dal PDL, a che costo però? A costo di aumentare l'IVA? È una roba, non mi sembra geniale. Ripeto, stiamo comunque parlando delle briciole, perché il fabbisogno di cassa, cioè quello che lo Stato pagherà in più di quello che ha incassato, si avvia verso gli 80-90 miliardi quest'anno, c'è un altro buco di 80-90 miliardi, qui stiamo parlando di 4, quindi veramente bricioline. Io personalmente, è una mia idea personale, sono più a favore dell'aumento dell'IVA, perché? Perché l'IMU viene evasa da tantissimi
italiani, perché ci sono milioni di vani in Italia non accatastati, e quindi se io ho una casa abusiva che non è accatastata non pago niente. L'IVA sui consumi è più difficile da evadere, che se vado a comprare un paio di scarpe probabilmente l'IVA la pago, e quindi io sono, diciamo, tendenzialmente più a favore dell'aumento eventuale dell'IVA. Ma perché stiamo parlando di questo? Perché noi ci siamo cacciati in un pasticcio, ed è complice Berlusconi e anche un po' noi che eravamo al governo con lui, che accettando di non poter più stampare moneta, se adesso hai bisogno di soldi tu hai solo due vie: o fai debito, e il nostro debito è insostenibile, o trovi soldi alle tasche degli italiani con nuove tasse, infatti siamo in questa situazione. Messina, allora, qual è il trade-off? Ha fatto bene a scrivere la bilancia IVA-IMU. Un commento su Castelli: il ragionamento di Castelli mi sembra più il ragionamento di Maria Antonietta quando il popolo in Francia non aveva più il pane e disse compriamogli le brioche, ma hanno Speriamo capito, che non mi taglino la testa. Dispiace, no, quello no, perché siamo contro la violenza, non l'ha mai detto questo, contro la violenza, e però devo dire con molta franchezza, si è capito che i cittadini non hanno più i soldi da spendere, che discutiamo aumentare l'IVA, l'IVA serve è sui consumi, ma se la gente non ha più soldi da spendere, che aumenti a fare quella tassa? Si è capito che bisogna abbassare le tasse, il tema è completamente diverso, bisogna trovare le risorse per abbassare le tasse, e ve le diamo le risorse, perché dobbiamo anche trovare soluzioni, anziché fare il gioco delle tre carte continuo, no? E togli l'IMU e però alzi l'IVA, e però dimezzi l'IMU e impedisci che l'IVA aumenti. Andiamo a ed è sempre la stessa cosa, levi l'IVA, levi l'IMU e metti service tax, che è un'altra tassa e un altro balzello, cioè alla fine non funziona, bisogna trovare le risorse per abbattere le tasse. Ve ne do una per tutte: voi sapete che ci sono 100 miliardi di euro di patrimonio confiscato alla mafia, quella magistratura tanto deprecata ha confiscato 100 miliardi di euro di patrimonio alla mafia. Bene, sono un peso per lo Stato, ma perché non vengono venduti quei beni e si fa cassa? Secondo, ancora più semplice, nel Fondo Unico Giustizia è depositato 1 miliardo di euro, cioè quello che sta cercando il ministro Saccomanni per evitare l'aumento dell'IVA, 1 miliardo di euro in titoli, anche questi confiscati alla mafia. Bene, lo sapete che non vengono venduti 1 miliardo di euro di titoli confiscati alla mafia, non vengono venduti perché manca una firma del ministro Saccomanni, il quale ritiene di non assumersi la responsabilità di vendere i titoli, perché magari li vende nel momento sbagliato e potevano essere valorizzati in maniera migliore. Allora, se noi pensiamo che quello che abbiamo confiscato alla mafia ce lo conserviamo e dobbiamo prendere dalle tasche dei cittadini, non funziona. Aggiungo, c'erano per levare l'IVA, per levare l'IMU, hanno fatto cassa abbonando alle concessionarie di Stato per i giochi la sanzione di 2 miliardi e mezzo di euro, facendogli pagare il 10%. Voi avete visto un contribuente normale ottenere al uno quale sconto arriva del la cartella ottenere uno sconto? Non è possibile per aver frodato. Allora bene, anche lì 2 miliardi e mezzo ne vanno a pagare 600 milioni, ma fategli pagare i 2 miliardi e mezzo. Avete visto come in 2 minuti abbiamo trovato 2 miliardi dai concessionari dei giochi, ma soprattutto i beni confiscati alla mafia non possono diventare un peso per i cittadini che perdono 2 volte. Vendeteli e fate cassa, e a quel punto impedite che così possano aumentare le tasse ai cittadini. Allora o ci sono soluzioni concrete, oppure è inutile prendersi in giro. Il modo di governare attuale è demenziale. Anche perché noi abbiamo un telespettatore che spesso ci scrive: ma che fine fanno i beni confiscati alla mafia? Forse per la prima volta dopo 3 anni e mezzo siamo riusciti almeno a dare questo dato, ed è significativo quello che ci dà il segretario dell'Italia dei Valori. Pionati, voglio sentire anche la tua su IVA-IMU, però c'è anche un riferimento storico. Hai detto che Maria Antonietta non ha mai detto la storia delle brioche. No, mai detto, è stata una propaganda postuma, non ha mai detto una sciocchezza del genere. Vabbè, ma per carità, ma sono d'accordissimo che la utilizzo anch'io come frase. La usiamo tutti, storicamente è accertato che non l'ha mai detto, poveraccia, perché sarebbe stata proprio una sciocca, e non lo era. Sì, io onestamente sono contrario all'aumento dell'IVA per un motivo semplice, perché io sono tendenzialmente contrario a tutte le tassazioni indirette. Cioè l'aumento dell'IVA è ingiusto perché colpisce allo stesso modo chi guadagna 1.000 euro o addirittura chi è disoccupato e chi guadagna 10.000 euro. In questo paese, come in tutti i paesi civili, le tassazioni serie sono quelle che vengono fatte proporzionalmente al reddito.
Allora, se tu elimini l'IMU, che bene o male è proporzionale, tra l'altro la elimini con un inganno, perché come ricordava l'amico di Italia dei Valori, poi ci sono delle tasse alle quali saranno costretti a ricorrere gli enti locali per pagare, per ripianare le buche delle strade, per pagare gli asili nido, quindi è una presa in giro, no? È una cosa che viene pubblicizzata in un modo ma in realtà cambia solo la cartella esattoriale che il cittadino dovrà pagare. Quindi la tassazione indiretta io non la apprezzo. In più non serve a nulla perché il gettito IVA sta diminuendo in quanto è lo specchio dell'abbattimento dei consumi, che a sua volta è lo specchio dell'impoverimento della popolazione italiana. Quindi stiamo giocando con gli specchietti, io mando una luce a te, tu la rimandi a me, senza toccare il nodo che è quello che diceva Castelli. Questo è un paese che si sta avvitando in una crisi economica e occupazionale drammatica. La cosa che mi fa un po' incavolare anche da giornalista, perché vorrei una stampa, io apprezzo molto, a prescindere dal fatto che ogni tanto hai la bontà di chiamarmi, apprezzo molto la tua trasmissione, che infatti sta guadagnando ascoltatori a rotta di collo, perché qui qualche verità emerge. L'altra stampa italiana è di un conformismo e di un servilismo che sono veramente disgustosi, con questa storia che tutti impongono la cosiddetta governabilità, la cosiddetta stabilità politico-istituzionale. Ma dove sta scritto che un sistema stabile o un sistema governato è meglio di un sistema nel quale si va al voto 2 o 3 volte nell'arco di 3 anni? Il fine è quello che bisogna raggiungere, cioè occorre una governabilità costruttiva, operosa, cioè io devo risolvere i problemi della gente, non stare al governo per stare al governo, perché noi stiamo da Monti in poi lavorando a governi che non risolvono nessun problema strutturale di questo Paese. I dati quali sono? Che dicono tutti, ed è un'altra sciocchezza, una grande balla mediatica, siamo all'uscita si intravede l'uscita dal tunnel. Poi ogni volta che si legge i giornali economici specializzati, il Sole 24 Ore, Italia Oggi, sto tunnel si allunga di chilometri. Ogni volta tra 6 mesi usciamo dalla crisi. E mi viene in mente, quando ero ragazzo, una cosa che mi ha molto colpito. Leggevo le copertine dei settimanali a 20 anni, 30 anni, 40 anni e dicevano fra 10 anni sconfitti i tumori. Passavano i 10 anni, fra 10 anni sconfitti i tumori e stiamo ancora aspettando. Il problema è che sembra che ci sia sempre un governo emergenziale. Il tunnel dal tunnel non stiamo uscendo, perché i dati macroeconomici sono che aumenta la disoccupazione, che si riduce il PIL, che le previsioni sono sempre al ribasso e mai al rialzo, ma nel frattempo aumenta l'IVA, cioè diciamo al cittadino io i soldi subito me li prendo, poi per l'uscita dal tunnel è una questione che riguarda il futuro. Così non si va avanti, il sistema paese affonda. E un'ultimissima considerazione, noto in tutte le velocissime, nelle dichiarazioni di Berlusconi e degli anti-berlusconiani si sta pericolosamente affacciando questo discorso dell'appello ai cittadini a protestare e a manifestare. Questo è il vero segnale di pericolo. Questo Paese si può avvitare in questa situazione in uno scontro tra piazze di un colore e di un altro che non promette, a mio avviso, nulla di buono. Francesco, devo interromperti perché ovviamente sono già fuori di tempo massimo. Devo salutare i nostri ospiti qui che ci hanno aiutato sia a Milano che a Roma, quindi Pionati, quindi ringrazio Ignazio Messina, ringrazio Luciano Uras a Roma, grazie, buon lavoro a tutti e tre. Alla prossima, vediamo se riusciamo a inquadrarli, eccoli qua, perfetto. E intanto ringrazio qui a Milano anche Castelli, grazie per essere stato con noi. Ci fermiamo, brevissima pausa, poi abbiamo un blocco molto veloce di qualche minuto giusto per dare gli ultimi aggiornamenti dalla Giunta e poi ci riaggiorniamo a domani. State con noi, non andate via.